Eccoci oggi a bordo della Hyundai Santa Fe, un veicolo spettacolare. Siamo arrivati a Cividale del Friuli, il Forum Iuli, e qui siamo nel parcheggio del Museo Archeologico di Cividale, che già l'edificio stesso racconta una storia importante. Ci troviamo adesso sul Ponte del Diavolo, ricostruito dopo la guerra del 1915-18, famoso per la leggenda. Questo ponte nel momento della costruzione, essendo molto alto, la leggenda dice che i costruttori e i cittadini di Cividale chiesero al diavolo, visto che non riuscivano a costruirlo e a renderlo solido, un aiutino. Ci dirigiamo sempre a bordo di questo veicolo stupendo con il suo motore 1600 da 165 cavalli, quindi anche una buona potenza, pur essendo comunque un veicolo piuttosto pesante, infatti siamo sull'ordine dei 22 quintali. Andiamo adesso a visitare tutto quello che è diciamo la campagna di Cividale, o meglio detto il Collio, dove scopriremo delle particolarità e soprattutto delle splendide coltivazioni di uve, da dove vengono prodotti i vini migliori. E nello splendido scenario di Bosco Romagno, in Friuli Venezia Giulia, proprio nella zona più classica del Collio, guardiamo gli esterni della nostra splendida Santa Fe. Vediamo delle linee filanti, sappiamo che è lunga quasi 5 metri il veicolo, quindi è veramente comodo, e anche in queste stradine si disimpegna veramente molto bene. Dicevamo che è molto lunga, linee filanti, abbiamo un frontale a LED decisamente imponente che gli dà una caratteristica molto particolare del nuovo design di Hyundai, design che si rifà anche a delle splendide colorazioni. Infatti in questo ultimo periodo abbiamo avuto modo di provare prima la Instar di colore nero opaco, poi la splendida Hyundai Bayon di un colore grigio chiaro madreperlato davvero incredibile, e qui abbiamo un colore beige panna che possiamo anche definire color vaniglia di fatto, ma dipende anche dalle giornate di sole. Per chi neri da 20 pollici, che ovviamente adesso abbiamo un po' anche sporcato, perché come abbiamo visto il terreno qui è molto ovviamente di carattere agricolo, ma permette la nascita delle vigne. Andiamo a guardare i dettagli della nostra Santa Fe. Abbiamo delle portiere spaziali con delle rifiniture molto eleganti e dettagli proprio ricercatissimi, dettagli quali alla scritta Santa Fe in basso, i comandi del sedile, degli splendidi sedili. Gli spazi all'interno sono immensi, letteralmente. Una volta messi in moto i comandi sono veramente belli, ad esempio la freccia, quando inseriamo l'indicatore di direzione abbiamo all'indietro una mirror cam che ci permette di vedere qual è lo spazio dietro al posto dello strumento, in questo caso a sinistra della velocità e a destra del contagiri o comunque del segno delle portiere aperte. Noi vediamo che dietro arriva la telecamera.
Naturalmente tutti i comandi sono tradizionali Hyundai che già conosciamo bene, molto facili da comprendere e ovviamente c'è veramente tutto il necessario. Mentre nella parte più in basso della console troviamo la strumentazione per l'abitacolo interno che è touchscreen, la scelta della tipologia di terreno che andiamo ad affrontare, le videocamere come dicevamo,